Venerdì 24 dicembre 2021, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Incominciamo subito con la lettura dei titoli presenti nelle prime pagine. Partiamo con l'edizione del Corriere delle Alpi. Come si apre l'edizione di oggi, in primo piano una notizia che riguarda l'emergenza Covid-19 e la stretta sul Capodanno voluta dal governo Draghi. Questo infatti il titolo: Draghi, stretta sul Capodanno, le nuove regole, discoteche chiuse, niente feste in piazza, mascherine FFP2 su treni e autobus. Nel bellunese le RSA riattivano i percorsi protettivi per le visite, saluti separati da un veto. L'approfondimento lo troveremo da pagina 2 a pagina 4. Foto di copertina: Zaia garantisce si potrà sciare anche se finiremo in zona arancio, e la foto rappresenta sciatori pronti alla discesa su una pista delle Dolomiti Venete. La stagione entra nel vivo. Ancora Pellegrini testimonial per la vaccinazione, stavolta vince la 3. E ancora, per quanto riguarda l'emergenza Covid, il contagio, positivi oltre il picco del 2020, in quarantena 64.000 veneti. Continua l'avanzata del virus, più 18% nell'arco di 7 giorni, 20 decessi nelle ultime 24 ore. Ora in Veneto i positivi sono 1.287 ogni 100.000 abitanti. Turismo bianco, hotel con pochi stranieri, spettro cassa integrazione. E ancora un richiamo per quanto riguarda la figura di Papa Luciani. Papa Luciani beatificato il 4 settembre a Roma, celebrazione da maggio. L'approfondimento lo troveremo a pagina 24. Feltre, sport e rincari, tariffe più alte per palestre e piste di atletica. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino. Come sempre incominciamo con l'edizione nazionale per poi proseguire con l'edizione riferita al territorio bellunese. Ecco come si apre l'edizione nazionale del Gazzettino: Super Pass al bar, disco chiuse, via libera al decreto festività, certificato rafforzato anche per bere il caffè al banco, stop ai locali da ballo, mascherina FFP2 sui bus, negli stadi e al cinema, vietate le feste in piazza. Foto di copertina: Zaia annuncia presto l'ordinanza, sci, impianti aperti anche se il Veneto va in arancione, notizia che abbiamo trovato anche nella prima pagina del Corriere delle Alpi. Ancora via i test per i treni super veloci, navette merci tra Mestre e Padova, ok del governo. CAV sperimenterà l'Hyperloop che corre a 1200 km orari. Abbiamo anche un richiamo per quanto riguarda l'edizione del Gazzettino di Belluno. A Natale Santo Stefano, abbiamo una notizia che riguarda il Gazzettino, ovvero che a Natale a Santo Stefano il Gazzettino non sarà in edicola, tornerà lunedì 27 dicembre. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Gazzettino, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale. In prima pagina ovviamente l'emergenza Covid-19, la stretta di Natale, record di casi 44.000, Super Pass per il caffè al banco e le palestre. La vaccinazione o la venuta a guarigione saranno richiesti anche per le case di riposo. Terza dose a 4 mesi, certificato di 6 mesi verso l'obbligo vaccinale per tutto il lavoro. Ed è morto di Covid il senatore Pepe, ex 5 Stelle, convinto no vax. Ma ecco le nuove regole volute dal governo Draghi: mascherine per tutti e niente concertoni, la terza dose a 4 mesi, le regole per le feste e per Capodanno, stop agli eventi in piazza, per quelli a chiuso obbligo di booster o tampone. Diamo uno sguardo quindi alle regole. 1. La ristorazione Super Pass anche per il bar. Il decreto di Natale introduce una stretta ulteriore nel settore della ristorazione per spingere ulteriormente la campagna vaccinale. Fino alla fine del mese di gennaio sarà necessario avere il Super Green Pass, vaccinati e guariti dal virus, anche per poter prendere un caffè al bancone del bar. 2. La validità Green Pass da 9 a 6 mesi. Dal 1 febbraio la validità del Green Pass verrà ridotta da 9 a 6 mesi. Questa misura è stata adottata per spingere sulle terze dosi, che sono considerate il nuovo argine contro la variante Omicron. 3. La scuola screening per il rientro. Per consentire il ritorno in classe in sicurezza alla fine delle vacanze di Natale dovrebbe esserci uno screening straordinario degli studenti. Ad occuparsi dello screening, dicono fonti di governo, sarà la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo.
4. Le protezioni mascherine FFP2 su bus e metro. Seguendo l'esempio di numerose regioni e comuni, il governo vuole rendere obbligatorio l'uso della mascherina all'aperto anche in zona bianca. Finora l'obbligo scattava dal giallo. Inoltre, visto che la mascherina chirurgica viene considerata dagli esperti un colabrodo, viene stabilita l'obbligatorietà della mascherina FFP2 con una protezione che va dal 90 al 99% per andare al cinema, a teatro, per seguire gli eventi sportivi, nonché per salire su ogni mezzo di trasporto pubblico, compresi bus e metro. Verranno inaspriti anche i controlli. 5. Il Capodanno, niente balli in piazza, tutte le feste all'aperto per celebrare in piazza alla fine dell'anno saranno vietate, un provvedimento del resto già assunto da numerose città. 6. Cenoni ma a tavola inviti liberi. L'anno scorso il governo raccomandò agli italiani: non è possibile stabilire dei divieti nelle case private di non ospitare più di 2 persone, oltre ai figli minori, esterne al proprio nucleo familiare in casa per cene, cenoni e tombolate durante la festa di Natale e di Capodanno. Questa volta invece, grazie alla diffusione dei vaccini, l'esecutivo rinuncia a fare raccomandazioni come per il momento, visto l'andamento della pandemia, non sono previste limitazioni agli spostamenti tra regioni. E parlando di varianti, Omicron sta per superare la Delta in Italia al 28%, il picco in Italia. A causa della moltiplicazione così rapida del virus diventa impossibile effettuare il tracciamento, ma con la nuova variante il rischio di essere ricoverati è del 70% inferiore rispetto a quella precedente. Emergenza al nord-est, ovviamente un ulteriore approfondimento riferito al Covid-19, vaccini, il Veneto ingaggia la Divina Pellegrini e Zaia, sci anche in arancione. Al via la campagna di comunicazione sulla terza dose, i dati sono allarmanti, ordinanza per tenere aperti gli impianti di risalita, così salviamo la montagna. Ed ecco una immagine che rappresenta la campionessa Federica Pellegrini che non percepisce compensi per la campagna istituzionale, questa volta vince la terza, ovviamente riferita alla terza dose, campagna voluta dalla regione del Veneto. Altro argomento che troverete in questa edizione del Gazzettino, la stangata sui costi, energia, le prime imprese in difficoltà, riducono i turni, Assindustria Veneto Centro, insostenibile, gas a più 572% sulle quotazioni 2019, destro rischi di stop delle attività per molte aziende energivore, situazione drammatica, in sofferenza cantiere, fonderia e metallurgica, scricchiolano anche i settori alimentari e del legno arredo, piccole ditte in crisi. Il bilancio del Veneto, da Hyperloop al PNRR, le grandi sfide del 2022. Zaia mira l'idrogeno e annuncia il test del treno merci a lievitazione magnetica. Dall'UE alla regione 115 milioni cash da spendere, ci sarà un progetto bandiera. E ancora autonomia e Quirinale, il nodo Draghi, ma per noi la riforma è irrinunciabile. Altra dichiarazione del presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, in occasione degli auguri di buon anno assieme alla sua giunta. Politica nazionale, pagina 9 del Gazzettino, la partita, Colle, Berlusconi insista, al quarto scrutinio mi votano anche gli altri. Pranzo a Villa Grande con Salvini, Meloni e gli alleati, Silvio siamo tutti con te, il Cavaliere in molti mi promettono appoggio, posso andare oltre il centro-destra. Fatti di cronaca, Mala, la procura insiste, associazione mafiosa e giustifica il ritardo, verrà mantenuta l'imputazione più grave nonostante la diversa valutazione del GIP, il ricorso depositato fuori tempo massimo per evitare fughe di notizie, questione di un'ora, notizia che riguarda la Mala in Veneto. Ma andiamo avanti con le notizie che riguardano la provincia di Belluno, addentriamoci quindi all'interno dell'edizione bellunese del Gazzettino. La prima notizia che troviamo a pagina 2 ovviamente è riferita all'emergenza Covid-19, questo è il titolo, terza dose da record, medaglia d'oro a Belluno. È la provincia veneta con la percentuale più alta di booster dei vaccini, 35% rispetto al 29% della regione, e Ghedina, il sindaco di Cortina, fa il testimonial. Se ci troviamo in difficoltà nell'uscire da questa pandemia è certamente colpa dei non vaccinati. Il primo cittadino dopo il contagio si è negativizzato. Affrontare il Covid è un'esperienza che lascia il segno, ed ecco un primo piano del sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo, Gianpietro Ghedina, reduce del contagio da Covid-19. Pagina 3, RSA, case di riposo, aumenti di stipendio e ferie per evitare le fughe. La scelta di Valbelluna Servizi e Borgo, 150 euro in più ogni mese ai lavoratori. Valorizziamo chi è stato in prima linea e saremo competitivi rispetto ad altri enti. Catullo, 2 secoli di studenti da lode, anche il fondatore del Gazzettino, lo storico istituto di Via Garibaldi, si prepara a festeggiare il bicentenario. Nell'evento a novembre 2022 il ricordo e la storia degli ex alunni come Talamini, che appunto è stato il fondatore del Gazzettino. E ieri consegnati i riconoscimenti alle eccellenze 2020 con 25 borse di studio in memoria di Federica Dacol.
Pagina 7, acqua, vincono i sindaci, nessun rincaro. Lo ha fatto sapere ieri la Offer, sindaco del comune di Valle di Cadore. Dopo l'assemblea Bingi SP fu lei a chiedere il dietrofonte e intanto aumentano i ricavi della società che si occupa del servizio idrico. In programma 66 milioni di interventi. In un anno assunte 20 persone in più, il presidente crescita necessaria per la qualità e le sfide future. I numeri del 2021, 50.500 telefonate, 2.600 appuntamenti, 28.000 interventi tecnici, 9.500 pratiche, 450.500 bollette. Caos ponte, neve immense, una città allo sbando, questa la denuncia, l'attacco delle minoranze per quanto riguarda il capoluogo bellunese ieri nel bilancio del 2021 per la città. Fiducia nella scienza, basta divisioni, a dirlo il vescovo Renato Marangoni, vescovo della diocesi di Belluno-Feltre, che invita a non alzare bandiere che dividono come negli schieramenti Novax, ma essere uniti. Se si gioca insieme, questa è la sua dichiarazione, come squadra i risultati arriveranno, dice il Monsignore alla vigilia del secondo Natale di pandemia, e troverete appunto questa intervista a firma del Gazzettino. Gli auguri arrivano anche dal presidente della provincia Roberto Padrini. I nostri sforzi non sono vani, presto la rinascita. Gli auguri del presidente Roberto Padrin col pensiero a chi soffre e alle imprese e grazie al personale sanitario. Continuiamo con le notizie che riguardano Feltre. Babbo Natale, ti aspettiamo anche senza il Green Pass. Tante le lettere infilate nella cassetta installata da un negozio di giocattoli, ovviamente tutto questo nel cuore della città di Feltre. Sempre da Feltre, auguri natalina, festa per la storica edicolante dei Feltrini. La commerciante compie 70 anni nel giorno di Natale ed ecco un primo piano di Natalina Forlin, storica edicolante e anche storica socia dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, nonché per diversi anni componente del direttivo e dell'esecutivo. Ancora buon compleanno anche da parte della BM a Natalina Forlin. E adesso un fatto di cronaca, pagina 10, Deborah, il tuo bene resterà per sempre, il toccante ricordo del parroco ieri nell'addio alla ragazza di Santa Giustina, morta con l'amico nello schianto sulla Feltrina. Tanti giovani presenti, molti per le regole anti-Covid, sono rimasti all'esterno dove erano stati installati degli altoparlanti. La vita è un dono che abbiamo ricevuto, vale la pena di viverla con responsabilità e serietà, questo è il pensiero del parroco di Santa Giustina. Ed ecco un primo piano di Deborah, ci vediamo dopo, poi lo schianto mortale, aveva detto così Deborah ai genitori domenica 12 dicembre, ma a casa non c'è più tornata, la sua vita è stata spezzata su quella maledetta strada dove qualche anno prima aveva avuto un altro grave incidente sempre nel tratto trevigiano, ma un po' prima in comune di Montebelluna. È morta nello schianto tra Cornuda e Crocetta del Montello, viaggiava verso casa sul lato passeggero dell'auto condotta dall'amico, un momento appunto dei funerali che si sono celebrati nella giornata di ieri a Santa Giustina. Siamo a pagina 11 del Gazzettino di Belluno. A Gordino, Papa Luciani sarà beato il 4 settembre, regalo di Natale alla comunità, annunciata la data della proclamazione da parte di Bergoglio a San Pietro. La telefonata del cardinale Semeraro al vescovo Marangoni: ti chiamo subito per dirti a voce quello che farò con una lettera. Il sindaco del comune di Canale d'Agordo entusiasta, una notizia che attendevamo da tempo, allestiremo anche schermi per seguire l'evento. Longarone, 2 bandi per aiutare le famiglie in difficoltà, e altre 2 notizie, una da Ponte e l'altra da Falcade. Incominciamo con Ponte, distribuito il fondo per sostenere le associazioni sportive del territorio. Falcade, ammissioni allo Ski College Veneto, fissati al 12 gennaio i test di ingresso. E adesso l'approfondimento del Gazzettino di Belluno riferito al Comelico. Il tunnel chiude, il settore casa accusa i primi contraccolpi. 2 anni di stop rischiano di far crollare il settore immobiliare. Abbiamo le prime disdette, i clienti non si sentono tranquilli. Notizia che riguarda appunto la galleria Comelico, che sarà interessata per i prossimi 2 anni a un importante lavoro di ristrutturazione. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci immediatamente al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 5 e riguarda l'emergenza Covid. Donna incinta non vaccinata trasferita all'ospedale di Treviso, un altro decesso nella giornata di ieri, e intanto le case di riposo tornano pian piano alle visite protette.
Continuiamo con Belluno, la prossima notizia la troviamo a pagina 17 e riguarda la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Questo è il titolo: il virus spaventa il turismo bianco, pochi stranieri, il pienone non c'è. Soffre in particolare Cortina, va meglio nelle realtà minori, spettro cassa integrazione dopo le feste ma non è coperta. E ancora imposta di soggiorno, ristori per 1.252 milioni, assegnata la seconda rata ai comuni. Andiamo avanti con Belluno, pagina 19, rigenerazione urbana, lo Stato sblocca i ribassi di gara, sarà finito il ponte sul Gresal, il Comune potrà utilizzare 160.000 euro per realizzare i parapetti mancanti, più complicato invece trovare la soluzione per il piazzale della stazione. E sempre dal capoluogo il centrodestra spara a zero, maggioranza scarsa, manca programmazione, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, come questa riferita al Catullo, lo storico istituto del capoluogo bellunese, 26 borse di studio per ricordare Federica D'Acol. Ieri mattina la cerimonia di consegna delle pergamene agli studenti meritevoli. Nel 2022 l'istituto compierà 200 anni, mostre, convegni e incontri con gli ex illustri. Provincia, nodo deleghe, confronto padrin centro-sinistra, il 30, il primo consiglio. E continuiamo con l'assemblea, nei prossimi 3 anni lavori per 66 milioni di euro, parliamo di Binge SP che investe per migliorare le reti. Fatto di cronaca, imbottigliata nel traffico con le doglie, i vigili urbani la scortano all'ospedale. Intervento straordinario della polizia locale ieri mattina in via Gabelli per una giovane donna che doveva partorire. Scortata a partorire, curioso ed emozionante l'intervento della polizia locale di ieri mattina. Siamo nel capoluogo bellunese. I vigili urbani sono stati chiamati verso le 10.30 per aiutare una coppia in macchina a raggiungere il più velocemente possibile l'ospedale San Martino. Chi ha visto o sentito la pattuglia sfrecciare a sirene spiegate lungo viale Fantuzzi si è chiesto cosa stesse succedendo e avrà pensato a un incidente stradale. E invece no, una nuova vita stava per venire alla luce. La richiesta sanità, lavoro e strade con i soldi risparmiati. Lotto e De Mene, parliamo del PD, rilanciano l'appello del PD Veneto, il territorio ha diverse emergenze cui far fronte. Sanità, 37 candidati per un solo posto da assistente sociale. Continuiamo con Feltre, pagina 25, impianti comunali, pista di atletica e palestre. Fare sport sarà più costoso. La Giunta ha approvato le tariffe proposte dai gestori, invariati i costi per il bocciodromo e il campo da tennis. E sempre da Feltre, giovedì 30 dicembre, bilancio 2022, DUP e lavori pubblici in consiglio comunale. Continuiamo con il Feltrino, pagina 27, videosorveglianza. Fonzaso investe sui ripetitori per riaccendere le telecamere. L'amministrazione investe quasi 113.000 euro per installare 3 nuovi impianti, cimiteri, parcheggi, piazze e incroci monitorati con immagini in alta definizione. Sospeso per il gelo l'uso delle fototrappole, individuato comunque chi abbandona i rifiuti. Altre notizie brevi dal Feltrino. San Gregorio nelle Alpi, si smaltisce l'amianto accumulato dal comune. Feltre, corso gratuito all'ENAC in digital marketing. Il corso del CAI, alpinismo e snowboard, si raccolgono le iscrizioni. Serena del Grappa, mercoledì in consiglio il bilancio di previsione. Il compleanno dell'edicolante, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio ai 70 anni di Natalina tra giornali e tabacchi. Ancora buon compleanno a Natalina. Pagina 29, l'ultimo saluto a Deborah, ricordiamo il bene che ci ha fatto e che resta, manteniamo il legame, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'ultimo saluto a Deborah, la giovane 29enne purtroppo deceduta in un incidente stradale nelle scorse settimane. Don Gianni ha parlato di morte incomprensibile agli occhi umani. Pagina 31, siglato l'accordo tra comune e sindacati, almeno 1.500 euro annui in più per i turnisti di Valbelluna Servizi. La partecipata aumenta le indennità assistenziali e il valore di tutta una serie di maggiorazioni. Notizia che riguarda in questo caso anche la casa di riposo Madonna della Salute di Trichiana. Provincia, il presidente Battistone ha vinto la sua scommessa, l'investimento per rinnovare ha pagato Latteria di Lentiai, il moderno nel solco dell'antica tradizione. Ed ecco il presidente Battistone con gli allora sindaci Cesa e Vello, rispettivamente sindaci del comune di Mel e di Lentiai, che adesso invece si sono fusi con Trichiana in Borgo Valbelluna. Arriva l'ufficialità, Giovanni Paolo I sarà beato il 4 settembre 2021 ed ecco un primo piano di Giovanni Paolo I e uno scatto in questo caso a San Pietro che riguarda il coro arcobaleno a Roma in occasione di un evento legato appunto a Papa Luciani. Pagina 35, Cortina, CDM, la sfida di Gallo, la faremo con i tifosi in totale sicurezza. Il segretario rilancia il bus degli studenti per sabato 22. Presentati i trofei in palio e opera dei ragazzi dell'Istituto d'Arte. L'appuntamento è fissato per il 22 e il 23 di gennaio.
Ancora da Cortina, Sopiazes SRL, il liquidatore dà una spallata al country, ha solo 4 soci. E continuiamo con pagina 37 del Corriere delle Alpi, Comelico, Santo Stefano, Anas, il bastone e la carota. Col Trondo la galleria si farà. Dopo la mazzata della chiusura, seppure con non totale del tunnel del Comelico, arriva la notizia che per l'altro traforo atteso da anni i soldi ci sono e i progetti pure. Alfredo Comis, un'opera preziosa, siamo soddisfatti della sua conferma. Siamo arrivati alla rubrica Cultura e Società. Buon Natale, carta, nastri, simboli e sentimento, scambiarsi i doni è un rito antico. Già nell'Ottocento c'era chi gridava al consumismo, ma l'abbondanza è nelle origini della festa. Ed ecco perché si sta guardando da Facebook o YouTube una cartolina Babbo Natale con la sua slitta in una vecchia cartolina quando il vestito non era ancora rosso, ma i doni c'erano già, come si può vedere dalla sua slitta. Cultura e spettacoli, la mia Violetta, donna degli anni 30, perché innovare è bene, esagerare no. Ivan Stefanutti firma la Traviata che dopo aver girato i teatri del Veneto sarà per la fine dell'anno al Verdi di Padova. Giorno e notte, la rubrica culturale dedicata alla provincia di Belluno, Longarone e Ospitale di Cadore, i volontari riscaldano ogni angolo dei paesi con presepi e decori, dalla tradizione di Igna a quella di Castellavazzo con materiali riciclati, luci e qualche effetto speciale ed ecco uno dei tantissimi presepi realizzati nel Longarone. Cortina, lunedì la Capanna Tondi festeggia gli 80 anni, Santo Stefano di Cadore, oggi alle 17:30 in piazza arriverà Babbo Natale. E adesso lo sport bellunese, calcio Serie D, la ricetta di Conte, trovato l'equilibrio ma ora la Dolomiti non si accontenti. Il dirigente bellunese non nega di essere stato in discussione, sarà fondamentale riprendere con la stessa continuità. Hockey, addio Giovanni Mastel, vinse 10 scudetti con il Cortina più grande, aveva 78 anni e vestì anche le maglie di Alleghe, Auronzo, Zoldo e Valpellice, oltre ad essere chiamato in nazionale. Hockey ancora, domenica casalinga decisiva per l'Alleghe per il Master Round, bisogna battere il Como. Volley per la Coppa Italia, la Darò Logistics deve fare punti contro il Tinet Prata. E ancora calcio, in questo caso di Serie A, campionato al Giro di Boa, implacabile la rimonta Inter. Sembrava una corsa tra Napoli e Milan, ma i neroazzurri sono campioni d'inverno, il saldo attivo di Fiorentina e Torino, i saliscendi di Mourinho e i fischi arbitrali a soggetto. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, giornata dedicata al Natale, 25 dicembre, molto nuvoloso o coperto, salvo sui settori dolomitici più settentrionali, dove la nuvolosità sarà meno compatta con possibilità di parziali schiarite verso sera. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1 ora locale italiana. A tutti voi una buona vigilia di questo Santo Natale, a voi e a tutte le vostre famiglie vicine e lontane, anche attraverso Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.